Ciao, sono Barbara Denardi, ho 27 anni, sono coordinatrice di circolo del PD di Vittorio Veneto, sono una praticante legale, mi sono laureata 2 anni fa in giurisprudenza all'Università di Padova e sono molto felice e molto orgogliosa di far parte del listino del candidato presidente Bortolussi. Trovo sia stata una scelta molto coraggiosa quella fatta dal nostro candidato presidente di scegliere un listino composto esclusivamente da giovani, ma non da giovani selezionati in base a canoni estetici oppure di funzionalità puramente mediatica. La scelta coraggiosa fatta dal nostro candidato presidente è stata quella di premiare il merito, le conoscenze, le competenze e la preparazione. Credo sia stata una scelta coraggiosa e molto innovativa e che va nella direzione di avvicinare di nuovo i giovani alla politica, una politica che ci ha lasciato fuori per decine e decine di anni, creando un buco generazionale tra chi ormai oggi ha 60 anni e da 30 anni magari siede in Parlamento e chi non è mai riuscito a far parte e a proporre le proprie idee per il bene di tutto il paese e delle singole città dove ognuno di noi vive. In questo senso, una delle proposte che fa il nostro candidato e la nostra coalizione è quella di devolvere il 15% degli stipendi dei consiglieri regionali a assegni di ricerca per i ricercatori. È chiaro a tutti quanto sia contrastante l'idea che un consigliere regionale percepisca stipendi molto elevati e molti dei nostri ricercatori, anche i più bravi, i più meritevoli, debbano andare all'estero per riuscire a trovare uno spazio dove svolgere il loro lavoro e contribuire alla crescita anche economica oltre che culturale del nostro paese.